attività che l'ASPAL porta avanti vi è quella della progettazione europea, che ha lo scopo principale di promuovere lo scambio di buone pratiche tra paesi europei per migliorare il sistema dei servizi per il lavoro e migliorare la qualità dell'offerta dei servizi stessi. Tra i progetti che l'Agenzia in questo momento ha attivi, che sono 4, vi è il progetto Opera, che è finanziato dal programma Italia-Francia Marittimo e dall'asse quarto nello specifico, che ha l'obiettivo generale di promuovere l'occupazione attraverso l'autoimprenditorialità, la creazione di imprese sociali e la microimpresa. Opera insiste sui territori dell'area di cooperazione investiti da crisi aziendali e ha l'obiettivo principale di accompagnare, di formulare metodi innovativi di accompagnamento per i lavoratori che sono stati espulsi attraverso il Workers Buyout. Che cos'è il Workers Buyout? È proprio il sistema di acquisizione di una parte o della totalità del capitale sociale da parte dei dipendenti in maniera tale da poter rilevare l'impresa che è appunto in crisi. E il grande valore aggiunto che Opera ha, soprattutto per la Sardegna, ma non solo, anche per tutto il sistema della cooperazione che riguarda la Francia, la Toscana, la Corsica e la Liguria, è quello di avere una partnership pubblico-privata e al soggetto pubblico è accompagnato in ogni regione un partner del sistema cooperativistico. Questo proprio per incentivare la forma cooperativa di associazione dei lavoratori. Ciao, mi chiamo Patrizia Sanna, ho 46 anni, sono di Nuoro e sono commessa presso i Fratelli Spena. Questa è un'attività storica della mia città, venivo qui fin da bambina e mai aver pensato di un giorno di poterci entrare a lavorare. Prima lavoravo in un'edicola, però a un certo punto hanno dovuto fare dei tagli del personale e a quel punto ho deciso di rivolgermi all'ufficio del lavoro per, come dire, rimettermi anche in gioco. Mi hanno fatto inizialmente un primo colloquio, non solo per l'iscrizione in sé, ma per capire chi fossi io e che cosa loro avrebbero potuto fare per me. Mi hanno aiutato a preparare un curriculum secondo le nuove norme europee. Mi hanno fatto seguire dei corsi gratuiti, uno di informatica e un altro per spiegare come le cose erano cambiate, nel senso come fare un colloquio, come porsi di nuovo nel mondo del lavoro, perché rispetto a molti anni fa decisamente ci sono stati molti cambiamenti. Innanzitutto il personale è più competente e impreparato, soprattutto molto informato su quelle che sono le novità per quanto riguarda l'inserimento nel mondo del lavoro, sia per chi lo fa, per chi deve essere inserito per la prima volta o chi come me si doveva essere reinserita. Mi sono resa conto che in effetti non era a conoscenza di tante cose e lì mi hanno proprio aiutato a colmare queste lacune. Già il solo fatto che mi abbiano fatto seguire questi corsi gratuitamente mi ha fatto capire quanto sono interessati e gli hanno dato gli strumenti per poterlo fare. È uscito questo bando regionale che dava la possibilità di assumere persone come tirocinanti e quindi bisognava trovare un'azienda. È venuto fuori che stavano cercando qui e io ho presentato il curriculum e quindi ho fatto un colloquio con la titolare e hanno deciso di darmi questa possibilità. Devo dire che ho trovato un bell'ambiente e spero di poter continuare. Il mio lavoro è a stretto contatto con il pubblico, questo mi piace perché mi permette di interagire e anche di conoscere nuove persone. Il consiglio che mi sento di dare a persone che come me vogliono inserirsi nel mondo del lavoro o altri che devono entrarci per la prima volta è quello di rivolgersi a un ufficio competente
anche perché, come vi ho già detto, ti formano proprio. Ti danno consigli, fanno seguire dei corsi e mi hanno dato gli strumenti per affrontare il colloquio così come è impostato oggi. È importante acquisire esperienza e formazione e riuscire a valorizzarla. Ciao e buon lavoro! Quando cerchiamo lavoro, una cosa che spesso sottovalutiamo è il come gestire la nostra ricerca del lavoro, il tempo che abbiamo a disposizione, i contatti che raccogliamo, le persone che incontriamo, le informazioni che raccogliamo. Bene, in questo post-it voglio proporti uno strumento semplice ma molto utile per far sì che la tua ricerca del lavoro sia davvero attiva, ed è l'agenda delle attività di ricerca. È una semplice tabella che puoi costruirti in totale autonomia, sia a mano, e ti parlo dei classici foglio e penna, oppure in formato elettronico attraverso il tuo PC oppure il tuo smartphone. La puoi personalizzare in base alle tue esigenze, ma se vuoi adesso proviamo a disegnarne una, così vediamo quali sono le voci fondamentali, che sono la data, che cosa hai fatto in quella data, dove, con chi e qual è il risultato di quell'azione. Se terrai aggiornata la tua agenda delle attività di ricerca, scoprirai che è veramente una tua alleata, perché ti permette di tenere sott'occhio tutte le azioni che hai svolto e che intendi fare, e quindi avere anche memoria di tutto quello che hai raccolto in termini di informazioni e di contatti, e quindi dati da fare.